Si è svolta stamani presso il Nautico di Porto Empedocle, Istituto Gallo, una cerimonia di consegna dei kit di carteggio nautico donato dai piloti del porto di Porto Empedocle e di Licata, necessari alla didattica degli alunni. Hanno presenziato all'evento il comandante della Capitaneria di Porto Serafino, il vice sindaco del comune Mary Lucaci, la dirigente scolastica Casà. Da sempre l'Istituto Gallo si è contraddistinto per la sinergia col territorio e in questa sinergia, attraverso un protocollo d'intesa con i piloti del mare, stamattina realizziamo un incontro perché i piloti ci hanno donato dei kit nautici da offrire per l'organizzazione scolastica agli alunni e che rimangono alla scuola come dotazione di attrezzi per la scuola. Siamo contenti di questo perché i nostri ragazzi vivono il mare, perché come sapete Porto Empedocle è una città portuale, vivono il mare e la loro professione in maniera sinergica col territorio. I ragazzi sono tutti entusiasti di questa mattinata, chiaramente verranno anche i rappresentanti, chi ci ha offerto questi kit, e sarà una giornata e una mattinata all'insegna della sinergia scuola-territorio. Ecco, il nautico è un indirizzo importante, vero Presidente? Sì, il Nautico a Porto Empedocle dà uno spiraglio ai nostri ragazzi di poter intraprendere delle attività e una professione che può dare grandi opportunità. Di questo siamo contenti. I nostri ragazzi sono ragazzi tutti con la passione per questo titolo di studio che andranno a prendere e con la passione verso le attività marinare e portuali. Sì, chiaro, è una soddisfazione aver potuto partecipare con la donazione di carte nautiche e scadrette per la scuola, per i ragazzi, anche perché sono stato anche io alunno dell'Istituto Tecnico Nautico, quindi per me è un orgoglio partecipare a una manifestazione di questa. Ecco, la vostra funzione spesso non è molto chiara. Cosa fa un comandante del porto? Pilota del porto. Allora, il pilota del porto, il compito è un compito abbastanza delicato ed è quello di assistere i comandanti delle navi nell'entrata e nell'uscita dal nostro porto. Quindi diciamo che le navi entrano in porto sotto il nostro controllo e sotto il nostro ausilio. Quindi partecipiamo alla vita commerciale del porto in maniera attiva, siamo i primi artefici, la prima persona che ha il contatto con la nave. Quindi un comandante di una nave quando arriva all'interno di un porto lascia a voi il compito di entrare dentro la struttura. Sì, diamo la massima assistenza, quindi nella manovra, nell'entrata e poi abbiamo funzioni pure di sicurezza della navigazione e funzioni di security, quindi siamo il primo contatto che si interfaccia con la nave. Noi come amministrazione vogliamo stimolare la crescita di questo istituto perché pensiamo che Porto Empedocle come città marinara, come ha proprio detto lei, abbia bisogno di far crescere l'istituto nautico e farlo diventare il fiore all'occhiello. Dovremmo cercare di creare più attività possibile anche all'interno del porto, dovrebbe esserci un'attività di tutoraggio, un'attività di coesione, sinergia proprio con il porto. Vogliamo che questo istituto possa andare solamente a crescere e fare in modo che anche ragazzi della provincia possano venire a Porto Empedocle per questo indirizzo. Innanzitutto sì, l'istituto nautico è un istituto che forma il futuro del settore marittimo, quindi di tutti quegli operatori che normalmente poi si trovano ad interagire con noi. Quindi noi con le scuole abbiamo in genere un rapporto molto approfondito e ormai ci rivolgiamo alle scuole per sensibilizzare i ragazzi sulle tematiche ambientali, per sensibilizzare i ragazzi su ciò che è necessario fare per tutelare l'ambiente e per rispettare la legge in tutti quegli ambiti che sono di nostra competenza, ma allo stesso tempo ci avviciniamo alle scuole per offrire ai ragazzi la giusta conoscenza di quello che potrebbe essere il loro futuro nell'ambito del nostro
settore di lavoro, e in questo caso sia come i nostri interlocutori indiretti, quindi personale marittimo, personale che opera professionalmente nel mare, sia come eventuali colleghi, perché chi intraprende questo tipo di studi può avere una vocazione in più nell'ambito anche della nostra professione. Ecco, le faccio una domanda un po' particolare, ecco, come si vive questo momento anche come capitaneria, come mezzi navali, insomma, questo momento di tensione tra l'Ucraina e la Russia? So che c'è uno stato di allerta, insomma. Vabbè, questo diciamo che posso semplicemente dirle che ovviamente la viviamo tutti quanti come una situazione di tensione, una situazione che non ci auguriamo mai che possa presentarsi. In questo caso purtroppo si è presentata, tutti quanti siamo speranzosi che si possa risolvere il più velocemente possibile e nel miglior modo possibile. Circa 8 anni fa, pensando al futuro e alla possibilità occupazionale e comunque di collegamento col territorio, abbiamo ravvisato con un gruppo di colleghi e anche sostenuta questa nostra richiesta dalla preside la necessità che ci fosse un nautico a Porto Empedocle, che del resto ospita il comparto marittimo più grande della Sicilia, con la capitaneria che ha una competenza estesissima, e quindi fosse necessaria questa scuola in questo territorio. Tra l'altro i nautici sono pochi, una scuola ad alta specializzazione, ad alta formazione, che offre immediati risvolti occupazionali, tant'è che per esempio uno dei nostri alunni che si è diplomato nel 2020, sono 8 anni, cioè 7-8 anni che questa scuola insiste sul territorio, già insegna, da mio alunno è diventato mio collega, quindi già insegna con noi, ha lo stipendio da docente, quindi è una cosa molto bella, e comunque statisticamente sono molto richiesti i ragazzi che vengono a questa scuola, hanno una solida e robusta preparazione di base. Noi stiamo facendo di tutto per incentivarla, perché evidentemente vogliamo che sia uno dei fiori all'occhiello della formazione dei ragazzi di questa città e di tutta la provincia. Mi sono diplomato qui appunto nell'anno scolastico 2020, ossia nell'Istituto Tecnico Nautico di Porto Empedocle, e posso raccontare la mia appunto esperienza qui, in quanto dopo appena 3 mesi ho potuto insegnare. Questo appunto per dire gli enormi sbocchi lavorativi che dà questo istituto nautico, non solo appunto nell'insegnamento, ma si può continuare appunto lo studio in un'università di ingegneria costruzione navale, oppure appunto mandando curriculum alle Ferrovie dello Stato e tanti altri sbocchi lavorativi. Quindi ho potuto raccontare la mia esperienza, ossia il poter lavorare come ITP, ossia insegnante tecnico pratico, e poter mettere in pratica ciò che ho imparato nell'arco di questi 5 anni. Poi vorrei fare un grazie mille agli insegnanti che mi hanno seguito in questi 5 anni, che sono stati veramente molto preparati e professionali.